Se te tagli gli alberi, te taglio a testa. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Messaggio anonimo scritto in dialetto affisso al tronco di un albero e rivolto al sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che ora si trova sotto protezione speciale su ordinanza del prefetto. Le minacce di morte per aver deciso l'abbattimento di 6 pini storici lungo la strada provinciale Via dell'Olmo, appunto a Martellago. Minacce condannate senza se e senza ma anche dalla portavoce di uno dei comitati cittadini sorti contro l'abbattimento dei 6 pini italici e da cui prende le dovute distanze. È esecrabile, quindi praticamente abbiamo solidarietà con chi è sottoposto a minacce, non ha niente a che fare con noi. Sono serena e non temo per la mia vita, garantisce il sindaco, a cui gli fa scudo tutta la giunta. A dare il via alla storia la denuncia da lui Sport e Carabinieri e aggiunge: un atto dovuto, anche se francamente non ero allarmato, un foglio in dialetto attaccato anche alla pianta sbagliata, ho detto che la consideravo una ragazzata, spiega sempre Saccarola, tuttavia sotto scorta, anche se non H24, da Ferragosto. In procura il carteggio per capire l'autore o gli autori delle gravissime minacce. È un cartello scritto a mano, cioè noi abbiamo tutto quello che abbiamo comunicato noi è fatto alla luce del sole, si sa chi siamo, nomi e cognomi e non è il nostro modo, noi siamo per il confronto democratico.